Buonasera a tutti, amici azzurri. È sempre e solo Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque. Voi sapete che sto pensando. A parte il fatto perché è così, molti mi chiamano, che mi dicono, ma tu fai tanti video, ma tu hai capito che malauguratamente domenica Napoli non facesse risultato, sai, con me e che tu combini. Ma come combini? L'idea non cambia. Fanno fare quello che vuole. L'idea non cambia. Merde sono e merde rimane. A vita. Perché ma ora dico una cosa. Un risultato negativo facendo con in terra su Napoli, sapete che vuol dire e che significa? Ma io si è rubata la partita o Napoli non gioca, perché due sono cose. Se io a carta ovviamente vinci, ma se non a carta, caro Rubellino, secondo me non viene mica facile. Poi ritorniamo a noi. Tu mi mandi sempre questi messaggi, ma non è arrivato no. Ma ditti vicino a me, ma tu non ti vergogni di fare video? No, perché mi ci vergogno? Ma fammi capire perché mi ci vergogno. Ma ci vergogno io per schifo? No, non mi vergogno per schifo. No, non mi vergogno. Vabbè, te lo dico proprio bene, non mi metti scuro, lo dico in napoletano se non capisci. Non sai perché? Perché è normale, è normale che faccia schifo. E ricordatevi sempre queste parole. Io, fin quando o Padre Eterno mi fa campare, e voi faccia sempre schifo. Sempre. Non ci sta niente da fare. Ci fate pure io, voglio. Diciamo, siete una banda di profughi albanesi. Con tutto il rispetto ai profughi, ma voi siete peggio. Ma peggio. Le profughi. A me i profughi hanno venuto che a barca hanno scafista. Invece voi ha remato voi proprio, siete proprio i capabranchi. Poi voglio dire ancora l'ultima cosa e poi concludo con voi. Voi potete tenere pure più tifosi al mondo, tutti i tifosi che volete tu, ma ricordatevi una cosa, voglio che non vi tifo, vi schifo, boh, sempre Forza Napoli, voglio sempre comunque tu, per questo è tutto un inizio, ciao voglio, è Forza Napoli, un bacione.